Dal bando Io resto al Sud, nuove opportunità per giovani imprenditori under 35, l'idea è di favorire la nascita di 100.000 imprese in Calabria. Il presidente della Commissione Lavoro della Camera a Catanzaro per parlare di legalità e lavoro, l'esponente di governo ammette che molti dei progetti pensati dal governo non hanno funzionato. Revocato il finanziamento di 1,5 milioni di euro per i lavori di completamento del santuario di San Francesco di Paola, il consigliere regionale Aieta chiede l'intervento di Oliverio. Beni per 75.000 euro sequestrati alla Guardia di Finanza di Reggio Calabria da Adriano Musella, la presidente dell'Associazione Riferimenti, che ha ricevuto diversi finanziamenti pubblici destinati alla divulgazione della cultura antimafia, è indagata per malversazione e appropriazione indebita. Firmata la convenzione tra l'Unica e l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza per la creazione di un progetto che mira a dotare il nosocomio di un archivio digitale. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque in Calabria potrebbero nascere 100.000 nuove imprese grazie al bando Resto al Sud. Il decreto è pronto e si aspetta la firma del Ministro per la coesione territoriale De Vincenti. In Calabria Confindustria pronta ad aprire gli sportelli per sostenere i futuri imprenditori rigorosamente under 35 come previsto dal provvedimento. Sentiamolo, Salva Baldino. Il ministro della coesione territoriale Claudio De Vincenti nei giorni scorsi all'Università della Calabria ha ribadito l'impegno del governo per il Sud. Servono fatti e non parole, posti di lavoro e non promesse in una terra in cui i giovani rifanno la strada dei loro nonni ed emigrano. Frenare le partenze è l'obiettivo del bando Resto al Sud, con una dotazione finanziaria complessiva di 1.250 milioni di euro. È rivolto agli imprenditori under 35 residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Confindustria Cosenza aprirà uno sportello informativo. E noi abbiamo già preso i primi contatti e avvieremo le procedure per essere accreditati, per cui non appena sarà firmato il decreto ministeriale da parte del ministro De Vincenti, che sarebbe il ministro per la coesione territoriale, noi saremo operativi per dare informazioni con il nostro sportello. Il decreto prevede finanziamenti fino a 50.000 euro con quota del 35% a fondo perduto e quota restante a tasso zero. Secondo le prime stime in Calabria dovrebbero nascere 100.000 nuove attività, ma i giovani dovranno avere una propria dote, cioè anticipare i soldi. È stata prevista la possibilità di una convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico e istituti di credito, di sottoscrivere una convenzione che darà la possibilità di avere il finanziamento del 65% da parte di un istituto di credito. Quindi i giovani non devono anticipare alcunché. Chi valuterà la validità dei progetti? Il soggetto gestore è Invitalia, è stato previsto nel decreto, è Invitalia. Ovviamente sarà valutata la qualità del progetto, quindi non è un click day, anche se funziona attraverso la piattaforma per cui il funzionamento è cosiddetto a sportello. Non è che le prime domande vengono accolte, ma viene fatta una valutazione nel merito della domanda, per cui il progetto più valido sarà ammesso. C'è bisogno di un business plan quando si presenta l'idea progettuale? In linea di massima sì. Lavoro e legalità al centro dell'intervento a Catanzaro del Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati Cesare Damiano, che ai nostri microfoni evidenzia le misure emanate dal Governo che hanno funzionato e quelli che invece hanno fallito sul fronte occupazionale. Lavoro e legalità, le parole d'ordine a Catanzaro del Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati Cesare Damiano, che riporta nelle piazze di un Sud sempre più scoraggiato le intenzioni dell'Esecutivo nazionale, che nella legge di bilancio avrà come priorità misure per la crescita del Paese, misure politiche a sostegno dello sviluppo. Damiano ai nostri microfoni elenca anche quelle agevolazioni del Governo che non hanno centrato l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro. Intanto è necessario che ci siano politiche nazionali di sostegno alla crescita. Queste politiche, ad esempio quelle sostenute dal Ministro Calenda sul superammortamento per l'acquisto dei macchinari, hanno rivelato una loro potenzialità, è cresciuta
diciamo, la produzione di macchinari utensili, questo porta produzione, quindi porta occupazione e consumi. Noi pensiamo che questa misura debba diventare strutturale a sostegno degli investimenti produttivi delle imprese. Poi abbiamo bisogno di avere un sostegno all'occupazione dei giovani, anche in questo caso un incentivo strutturale per i giovani fino a 32 anni, superare la formula del Job Act che invece aveva individuato degli incentivi a termine. Non hanno funzionato perché quando finiscono gli incentivi finisce la modalità di assunzione di qualità, cioè quella a tempo indeterminato. Sul fronte politico, da Catanzaro Damiano invita il PD all'unità. Mi auguro che Renzi abbandoni la strada del sono solo al comando e scelga il gioco di squadra, e poi noi dobbiamo cercare delle alleanze, soprattutto a sinistra, formare un campo largo di centrosinistra. Per farlo però bisogna che non ci siano atteggiamenti settari né dentro il PD verso chi non è del PD e sta a sinistra del Partito Democratico, e anche per quanto riguarda il partito che sta alla sinistra, quindi articolo 1, che non deve avere pregiudizi nei confronti di Renzi e del Partito Democratico. Insomma, battere gli opposti estremismi e costruire dei ponti di comunicazione che abbiano al centro i programmi. Revocato il finanziamento di 1,5 milioni di euro per i lavori di completamento del santuario di Paola. Il consigliere regionale Aieta parla di vicenda assurda e chiede l'intervento di Oliverio. Doveva servire al completamento e alla valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola il finanziamento da 1,5 milioni di euro assegnato e poi revocato dal MIBACT, che ha ravvisato discrepanze ed errori nei verbali di gara e incertezza nell'offerta economica presentata dalla ditta vincitrice dell'appalto. Il consigliere regionale Giuseppe Aieta ha presentato un'interrogazione al Presidente della Regione Oliverio e al Presidente del Consiglio regionale Irto per chiedere quali iniziative intendano intraprendere per indurre il Ministero dei Beni Culturali a tornare sui propri passi, sbloccando il finanziamento. Nel 2014 fu indetta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la direzione regionale, che oggi si chiama Segretariato Regionale, fu indetta una gara d'appalto per aggiudicare i lavori della progettazione esecutiva dei lavori sulla base del progetto definitivo per un intervento al Santuario di Paola, per la valorizzazione di quel luogo. La somma era di circa 1,4 milioni. Questo appalto ha avuto un esito, diciamo così, complicato, tortuoso, travagliato, scandito anche dall'intervento della magistratura amministrativa, fin quando poi il segretariato generale non ha risolto la questione ed ha aggiudicato la gara definitiva. Per cui ci ritroviamo con il santuario con lavori parzialmente eseguiti. Io ho chiesto al Presidente della Giunta regionale di interessarsi di questa questione, anche perché veniamo fuori dal 6° centenario di San Francesco di Paola, che è stato un evento importante, tra l'altro con un impegno finanziario della Regione Calabria importante. Il santuario è meta di milioni di visitatori da tutto il mondo. Vogliamo sapere il perché è arrivata questa revoca e cosa si intende fare per riparare a questo danno che è pesantissimo per la Calabria, e non solo per la Calabria ma per il mondo intero. Noi abbiamo la necessità di dare a quel luogo l'attenzione che merita e che forse negli anni non è stata data abbastanza. Beni per 75.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria da Adriana Musella, la Presidente dell'Associazione Riferimenti, che ha ricevuto diversi finanziamenti pubblici destinati alla divulgazione della cultura antimafia, indagata per malversazione e appropriazione indebita. Voglio un processo e lo voglio in tempi brevi. Porterò le carte ai magistrati per difendermi da questo castello di accuse. Queste le parole di Adriana Musella, fondatrice e presidente dell'Associazione Antimafia Riferimenti Gerbera Gialla, dopo il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dalla Procura di Reggio Calabria nei suoi confronti. Oggi i finanzieri del comando provinciale hanno posto i sigilli a beni per un valore di 75.000 euro. Adriana Musella è indagata per malversazione ai danni di numerosi enti pubblici
pubblici e di appropriazione indebita. Secondo le accuse, la leader di riferimenti avrebbe ottenuto fondi destinati alla diffusione della cultura della legalità, che però sarebbero stati sperperati in attività che con l'antimafia non hanno nulla a che fare, soldi che si sarebbero anche trasformati in un tesoretto personale per Adriana Musella. Secondo quanto emerso dalle indagini, dal 2002 ad oggi la Gerbera Gialla avrebbe ricevuto fondi per oltre 450.000 euro per finanziare le proprie attività. Sui suoi progetti hanno nel tempo investito numerosi enti pubblici, fra cui il Consiglio regionale della Calabria, le province di Reggio Calabria, Vibo, Verona, Salerno, i comuni di Santa Maria Capua Vetere, Bollate, Gioia Tauro, il MIUR, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno e la Camera di Commercio di Reggio Calabria. Ma, come è emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, non tutti i contributi generosamente elargiti sarebbero stati destinati alla costruzione della cultura antimafia promessa dall'associazione. Dal 2010 al 2015 parte di quei fondi avrebbero preso strade diverse, oltre 55.000 euro sarebbero stati utilizzati per finalità ritenute estranee a quelle associative, mentre altri 20.000 euro sarebbero diventati strumento di liquidità personale aggiuntivo, cui la presidente dell'associazione faceva ricorso. Sulla base degli accertamenti compiuti dalle Fiamme Gialle, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha disposto il sequestro preventivo di beni nelle disponibilità della Musella per un valore complessivo, come dicevamo, di circa 75.000 euro. Adriana Musella ha sempre negato ogni addebito e si è sempre detta serena riguardo l'inchiesta in corso. Posso solo dire, ha aggiunto, che ho lavorato per 25 anni in cui ho dato molto e che non merito questo trattamento. Posso aver commesso qualche errore, presiedevo un'associazione e non una banca. Errori posso averne fatti, aggiunge. Dovrò riguardare tutte le fatture e portare le carte al processo per difendermi, ma, conclude, sono tranquilla e in buona fede. Un uomo di 30 anni è stato arrestato ai posti domiciliari dalla Polstrada di Cosenza, che è operata assieme ad un equipaggio della sezione di Lamezia Terme con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver fermato un'auto per un controllo sulla A2, gli agenti, insospettiti dal nervosismo del conducente, hanno sottoposto l'uomo a perquisizione personale estesa poi al suo veicolo. All'interno della vettura è stato trovato un involucro contenente oltre 1 chilo di canapa indiana. Adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Pretendeva dei soldi dal padre, lo ha minacciato di morte davanti al suo rifiuto. Un sorvegliato speciale di 40 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della questura di Crotone per maltrattamenti in famiglia. Sono stati i poliziotti a sorprendere l'uomo che minacciava il genitore dopo aver danneggiato l'appartamento. Dagli accertamenti svolti dai poliziotti è risultato che il quarantenne anche in passato si era reso protagonista di analoghe condotte nei confronti dei congiunti. Sgominata, assoverata una banda dedita ai furti d'auto, arrestate dai carabinieri 6 persone, 5 in carcere e un obbligo di dimora, tutti residenti a Catanzaro. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale della città capoluogo su richiesta della Procura. Gli arrestati dovranno rispondere di furto e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e di pubblica sicurezza. Tamponamento a catena questa mattina nel tratto cosentino della 2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Altilia e Rogliano, 3 i feriti sul posto, polizia stradale e personale dell'ANAS. Si erano allontanati troppo dalla riva e a causa del forte vento non riuscivano più a rientrare. 2 bagnanti sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera impegnata nell'operazione Mare Sicuro al largo di Schiavonea di Corigliano nel Cosentino. I 2 si erano spinti oltre 300 metri dalla spiaggia del lungomare in conseguenza del forte vento. Si sono ritrovati in grosse difficoltà per le condizioni del mare. L'unità della Guardia Costiera è intervenuta recuperando i 2 bagnanti. Firmata la convenzione tra l'Università della Calabria e l'ospedale di Cosenza per dotare il nosocomio di un archivio digitale. È obbligatorio dal 2013, ma poche pubbliche amministrazioni in Italia hanno realizzato un sistema a norma di conservazione dei documenti digitali.
L'azienda ospedaliera di Cosenza è la prima in Calabria. Dal mese di luglio tutti i documenti redatti sono disponibili in formato digitale grazie all'accordo di collaborazione con l'Unical. Noi abbiamo approfittato dell'occasione dell'avere l'Unical qui a Cosenza per sottoscrivere un accordo per avviare quel processo di conservazione dei documenti dal punto di vista informatico. La digitalizzazione è il futuro dell'ospedale. Noi abbiamo avviato da tempo questa attività e stiamo completando anche per quanto riguarda la documentazione e la digitalizzazione di tutte le nostre informazioni. È il primo esempio in Calabria. Noi ci auguriamo di poterlo anche esportare alle altre realtà della Calabria. Un lavoro imponente, iniziato nel novembre 2015 dall'azienda ospedaliera e laboratorio di documentazione dell'Università della Calabria, che attraverso una convenzione operativa cofinanziata e poco onerosa hanno creato un archivio che contiene fatture, protocolli, documenti, determine e delibere. Credo sia la prima sul territorio regionale e una delle poche italiane a dotarsi di un sistema di conservazione a norma dei documenti digitali. La percentuale italiana è di non più il 30% di aziende a norma, quindi diciamo è nel 30% di aziende virtuose italiane. L'obbligo tiene dietro una necessità, cioè il sistema conserva i documenti digitali in originale. La non messa in essere di un sistema del genere comporta il rischio di dispersione degli originali, cioè si perdono gli originali che sono la base per i procedimenti amministrativi. Quanti documenti sono stati trasferiti in questa fase? In questa prima fase circa 200.000 documenti. Si andrà anche a ritroso negli anni nell'archivio? Diciamo si parte da quando esistono documenti digitali, si è già andato a ritroso. Quindi si sta cominciando a passare i documenti che già sono in digitale indipendentemente dall'epoca di creazione. Enormi i vantaggi assicurati dal sistema digitale. Dallo scorso mese di luglio tutte le informazioni che viaggiavano in formato cartaceo tra reparti e laboratori sono disponibili sui server di Trust Technologies, azienda del gruppo Telecom, individuata come conservatore esterno. E torniamo ad occuparci della vicenda che riguarda il liceo scientifico Fermi di Cosenza. Ieri nel corso dei nostri TG vi abbiamo parlato della protesta di alunni e genitori che chiedono un istituto sicuro. Oggi interviene il consigliere regionale Giuseppe Graziano che propone una sinergia istituzionale interforze per salvare lo storico liceo. Continua a far discutere la chiusura della sede di via Esnardi del liceo Fermi di Cosenza perché la struttura, lo ricordiamo, è stata dichiarata inagibile. Ieri la protesta di studenti e genitori che chiedono un istituto sicuro che non comporti lo smembramento delle classi. Oggi la proposta del segretario questore del Consiglio regionale Giuseppe Graziano che auspica una sinergia istituzionale interforze per salvare lo storico liceo. La Regione Calabria, pur non essendo direttamente competente in materia, dispone dei fondi subito esigibili, sottolinea Graziano, destinate all'edilizia scolastica. Parte di questi fondi, aggiunge Graziano che sulla questione ha presentato un'interrogazione consiliare, devono essere girati alla provincia di Cosenza per l'avvio immediato dei lavori di riqualificazione della sede dell'istituto di via Esnardi chiusa lo scorso 7 settembre per inagibilità strutturale. Bisogna evitare che uno dei più importanti e prestigiosi istituti scolastici di Cosenza e provincia, continua, venga smembrato, trattandosi tra l'altro di un luogo storico che ha visto crescere e formarsi le più brillanti menti della comunità abruzia. La Regione Calabria ha il dovere di far propria questa problematica e, con il supporto e l'aiuto della provincia di Cosenza, avviare da subito le azioni necessarie al ripristino dei luoghi. Graziano fa sapere di aver preso contatti con i presidenti della Regione, Mario Oliverio, e della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, affinché si possa aprire un tavolo istituzionale per dare risposte a tutti i soggetti interessati che in queste ore attendono di avere riscontri chiari e certi sul futuro della scuola. A Vibo adesso, dove il vicepresidente della giunta regionale Viscomi ha visitato la fattoria didattica e sociale dell'associazione La Goccia. Dal 2011 opera Vibo Valencia La Goccia, associazione di volontariato no profit che realizza attività inerenti al mondo dell'agricoltura e della zootecnia, puntando ad una maniera diversa di inclusione sociale e lavorativa per persone con diverse abilità e disagiate attraverso la realizzazione di un'azienda agricola, la Iunceum, una fattoria didattica e sociale nella quale operano soprattutto persone che, avendo abilità diverse, impiegano la loro giornata in maniera alternativa a quella di un centro diurno, stando in costante rapporto con la natura
natura, con gli animali, con i volontari stessi. Una realtà importante e straordinaria che vale la pena visitare e conoscere, come ha fatto il vicepresidente della giunta regionale Antonio Viscomi. E la sorpresa è stata enorme, al punto che la visita breve, per via di tanti impegni istituzionali, si è tramutata in una promessa, quella di ritornarci al più presto per trascorrere qualche ora in compagnia di questi ragazzi che realizzano una valida e concreta opportunità di sviluppo e crescita economica, sociale, culturale. E da stamattina sono, ancora non gliel'ho detto, glielo dirò fra poco, socio dell'Associazione La Goccia, perché è un'esperienza magnifica, non la conoscevo onestamente, ma vedere la passione, l'intelligenza, la creatività di questa associazione e dell'impresa agricola è veramente una cosa importante e mi fa, come dire, mi riempie il cuore onestamente delle possibilità di questa regione di cambiare, di un'attenzione alla natura, di una riscoperta della terra, di un'attenzione ai più deboli, alle fasce diciamo disagiate e alla capacità di mettere insieme natura e disagio per venire fuori da situazioni estremamente difficili. È nata da un bisogno, risponde ad un bisogno, non è un bisogno drogato dai finanziamenti pubblici, questa è la prima cosa importante, ma detto questo ora sono diversi anni che questa associazione, questa impresa sta lavorando, credo che sia il caso che le amministrazioni pubbliche, tutte dalla regione al comune alle altre amministrazioni, si facciano parte diligente e attiva perché questa associazione sta fornendo un servizio al territorio, quindi applaudo alla loro capacità di riscoprire e di dare una risposta ad un bisogno reale, ma credo che sia il caso di sostenerla e sostenerla fino in fondo questa iniziativa, non disperderla e farla andare avanti. A Cosenza ha presentato il Festival Internazionale di Chitarra. Cosenza riaccende l'interesse per l'arte liutaia, un'espressione che sia nella provincia che in città ha radici importanti grazie alla famiglia De Bonis. La scelta di Cosenza è dovuta al fatto che Cosenza nel periodo compreso tra il 1985 e il 2006 ha rappresentato un'isola felice per quanto riguarda il panorama internazionale chitarristico. Dal 22 al 24 settembre la Casa della Musica ospiterà conferenze, una mostra e 2 straordinari concerti con il supporto del Conservatorio di Musica di Cosenza e dell'Associazione Musicale Quintieri. Ci saranno i 2 concerti. Venerdì sera alle 8:30 ci sarà il concerto di Katsuhito Yamashita, sabato ci sarà il concerto di Giulio Tampalini, che è uno dei chitarristi italiani che il mondo ci invidia e che proprio da Cosenza ha cominciato la sua attività vincendo nel 1996 il concorso internazionale di interpretazione chitarristica De Bonis. Un evento molto importante di turismo culturale che ha un ampio respiro internazionale proprio per la validità degli ospiti che nella 3 giorni saranno qui nella città di Cosenza. Questo a testimoniare come la città sia una città viva, una città aperta, una città che è in grado di ospitare davvero tante iniziative che spaziano dalla cultura alla musica, alla storia, all'arte. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. I prossimi 2 giorni trascorreranno sotto una certa variabilità. Giungeranno piogge modeste sui versanti tirrenici in seno ad un rinforzo di correnti occidentali. È previsto inoltre un ulteriore calo termico per la giornata di mercoledì su valori pressoché autunnali. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani da parzialmente nuvoloso a nuvoloso sulle aree tirreniche dal Cosentino al Reggino, con possibili piogge tra deboli e moderate. Le precipitazioni saranno più probabili su monti dell'Orso Marso e catena costiera. Temperature in ulteriore diminuzione ovunque. Passiamo ai mari e venti. Domani venti moderati da maestrale ovunque con mare molto mosso il Tirreno, con moto ondoso in diminuzione della serata. Tra poco mosso e mosso lo Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro giornale, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.